Bentrovati. Il segretario della FIOM Landini, durante la manifestazione sindacale organizzata a Roma a sostegno dei lavoratori che rischiano il posto di lavoro nelle acciaierie di Terni, davanti alla polizia in assetto antisommossa che li stava manganellando, ha urlato esasperato: "Cazzo, in un paese di ladri, di gente che evade, di corruzione se la vengono a prendere con gli unici onesti. C'hanno da chiedere scusa ai lavoratori, noi paghiamo le tasse, questo paese esiste perché c'è gente che lavora." Come si fa a non dargli ragione? L'Italia è un paese che da sempre mette la coda tra le gambe davanti all'arroganza della casta padrona, ma si fa forte con i deboli che invece paradossalmente ne rappresentano la vera spina dorsale. Ormai non passa giorno senza che emergano nuovi scandali, episodi che rimangono qualche giorno sui media per poi finire nel dimenticatoio. La casta padrona che comanda nel paese resta intoccabile. A parte qualche pesce piccolo, i cosiddetti colletti bianchi, con prescrizioni e condoni vari, non vengono quasi mai condannati. L'ultimo caso, forse qualcuno lo ricorda, è quello dell'ex ministro Scajola, che aveva acquistato una costosa casa a Roma con vista Colosseo, pagando di tasca propria solo 600.000 euro, perché la differenza, 1.100.000 euro, li aveva pagati il costruttore Anemone, però a sua insaputa. Sembra proprio un sempliciotto, un ingenuo questo Scajola. Fa quasi tenerezza, povera Stella. Comunque l'ex ministro, anche se era stato assolto nel processo di primo grado, ha preferito non rinunciare alla prescrizione del reato per non correre il rischio che in appello altri giudici lo condannassero. E così anche questo scandalo, perché di questo si tratta, è finito a tarallucci e vino. La corruzione rappresenta la vera cancrena di questo paese, il male oscuro che altera il mercato e la concorrenza, che fa esplodere il debito pubblico, che ci allontana da ogni paese civile d'Europa. E in questo miserabile contesto, incredibilmente, le manganellate piovono sulle teste di padri e madri di famiglia che rischiano il posto di lavoro. A Roma erano delle acciaierie di Terni. Ma, lo dico qui ai pordenonesi, potevano essere lavoratori dell'Electrolux o dell'Ideal Standard. In un convegno sul tema il procuratore aggiunto di Milano, coordinatore del pool dei reati finanziari, Francesco Greco, alla domanda "si è mai fatto qualcosa di serio per combattere la corruzione?" ha risposto così: "No, non si combatte la corruzione con l'attuale legislazione, non esiste una vera legge sul riciclaggio. Una vergogna." E continua: "Siamo stati gli inventori dello scudo fiscale, ne abbiamo avuti 3 con un totale sbiancamento anonimo per quasi 500 miliardi di euro. Greco poi punta il dito contro la prescrizione che dai 15 anni previsti negli anni 90 è stata via via ridotta, tanto che 120-130.000 processi all'anno vengono prescritti per la gioia dei colpevoli e le maledizioni delle vittime. Per Greco poi la legislazione sul falso in bilancio è addirittura ridicola." Al convegno era anche presente la senatrice del PD Lucrezia Ricchiuti, che a microfoni spenti, quando si possono esprimere i propri pensieri senza infingimenti, dichiara: "La corruzione mina il patto di fiducia tra cittadini e istituzioni, ma certo che se facciamo le riforme con Verdini, già, Verdini." Proprio lunedì scorso è stato inviato a giudizio per la seconda volta per corruzione, per associazione a delinquere, per aver diretto e partecipato ad un'azione associazione segreta nella cosiddetta inchiesta sulla P3 ed altro ancora. E questo senatore, non lo dobbiamo dimenticare, è il tramite tra Renzi e Berlusconi che ha reso possibile la stesura del patto del Nazareno. E così Renzi tratta con i guanti di velluto un pregiudicato ed un imputato di reati gravissimi, mentre il resto del mondo economico, finanziario, sindacale e politico, che non è in sintonia con i suoi slogan, lo prende a pesci in faccia, gridando pure che c'è un complotto contro di lui, un rovesciamento della realtà pazzesca. E allora chiedo a voi che avete la bontà di seguirmi: il segretario della FIOM Maurizio Landini è il solito comunista rompiscatole che va messo all'angolo, oppure rappresenta veramente il disagio di chi lavora e rischia il suo posto al di là di ogni colore politico? E ancora, Landini va contro gli interessi dei lavoratori e di coloro che cercano un'occupazione? Oppure Maurizio Landini è una voce spesso solitaria che va contro lo strapotere della casta padrona? Riflettiamoci, specialmente quando ci dicono che i sindacati devono sparire.
È indubbio che ci sia del marcio anche nelle strutture sindacali. Gli attuali sindacati devono cambiare profondamente, ma mettere in discussione la rappresentanza significa lasciare i lavoratori in balia dei poteri forti di quella casta padrona che ha ridotto il Paese nelle condizioni che conosciamo. Ci vediamo giovedì prossimo. Specialmente quando ci dicono che i sindacati devono sparire. È indubbio che ci sia del marcio anche nelle strutture sindacali. Gli attuali sindacati devono cambiare profondamente, ma mettere in discussione la rappresentanza significa lasciare i lavoratori in balia dei poteri forti di quella casta padrona che ha ridotto il Paese nelle condizioni che conosciamo. Ci vediamo giovedì prossimo.